Quest'opera è un'opera molto importante per Cervignano e per Terzo d'Aquileia, è uno dei tasselli di un grande lavoro che la Regione sta facendo. Sì, questa è un'opera commissariale che si è conclusa, è iniziata molto tempo fa e oggi trova il suo compimento. A breve sarà concluso anche il secondo lotto di quest'opera, che quindi permetterà di sgravare l'intero centro di Cervignano dal traffico di attraversamento sia viario che di traffico pesante. Stiamo mettendo in moto tutta una serie di opere che attendono la realizzazione da molto tempo. Stiamo lavorando alla tangenziale sud di Udine, alla tangenziale di Pordenone, è stata già realizzata ed è stata conclusa, adesso deve essere consegnata la variante di Mariano, tutta una serie di opere nate tempo fa e che appunto attendono il completamento, la definitiva messa a disposizione. È un'opera complessiva fatta di tante opere per la quale la Regione sta mettendo molto impegno, sicura di poter contare su due strutture come FVG Strade e Autovie Venete che sono in grado con le loro capacità tecniche di raggiungere obiettivi molto alti. Guardate un attimo, grazie, scusate. Fatta!